davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a €25 al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte Orafa, Filigrana d'autore. Specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo. Farmacia Masia, Lozzorai, da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato. Comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature a partire da €9,90. Farmacia Masia, via Roma, Lozzorai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67. Buonasera a tutti voi che ci state seguendo, benvenuti a questa nuova puntata di Nero su Bianco, una puntata che dedichiamo all'emergenza idrica, alla siccità che ha imperversato nel nostro territorio per tutta l'estate e non solo. Per fare il punto della situazione, per riuscire a capire in quale direzione stiamo andando, abbiamo degli ospiti che rappresentano sia gli amministratori locali sia gli operatori del mondo delle campagne. Siamo in attesa di collegarci con l'assessore regionale all'agricoltura Gianfranco Satta, ma io ne approfitto, in attesa appunto di collegarci con l'assessore Satta, ne approfitto per salutare gli ospiti in studio che sono il sindaco di Talana Cristian Loddo. Grazie Cristian per essere qui con noi. Grazie Giusy. Reduce da una riunione importantissima col prefetto di Nuoro proprio sull'emergenza siccità, sull'emergenza idrica. Abbiamo il sindaco di Tertenia Giulio Murgia, grazie anche a te Giulio per essere qui con noi. Anche lui reduce da un'estate diciamo a dir poco assetata, ma vedremo, riusciremo a capire dalle sue parole come ha risolto questo problema e soprattutto se in previsione ci sono delle soluzioni definitive. E abbiamo anche il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Leonardo Salisi. Buonasera a tutti. Grazie anche a te Leonardo. In video collegamento abbiamo il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Talanas. Ciao Giuseppe, ciao, buonasera. Giusy, e buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi. E, chiaramente sia Leonardo Salis che Giuseppe Talanas sono qui perché vogliamo dare un respiro più ampio a questo nostro ragionamento sull'emergenza, visto che i territori interessati dalla siccità non è solo quello ogliastrino, ma riguardano
la Sardegna intera e il Nuorese. Ecco, mi dice la regia che abbiamo anche l'assessore Satta, Gianfranco Satta. Buonasera assessore, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera assessore. Grazie, guardi, io ho fatto un piccolo preambolo, mi dice la regia, abbiamo collegato da Cagliari anche Sergio Lorrai, che è il sindaco di Gairo. Grazie Sergio. Ecco, qua destinatario di un finanziamento ingente di 800.000 euro per delle opere che vanno a risolvere in parte l'emergenza idrica. Ma io inizierei subito con l'assessore Satta. Ecco, grazie, ribadisco i ringraziamenti per la sua presenza. Vorrei in qualche maniera che lei facesse il punto della situazione su quello che è successo quest'estate rispetto all'emergenza idrica nel mondo delle campagne e su quali sono le soluzioni che la Regione ha messo in atto, ma intende mettere in atto per far sì che questa emergenza non si ripeta nella sua drammaticità. Un'emergenza caratterizzata sicuramente dai cambiamenti climatici, ma anche da in qualche maniera uno stato delle infrastrutture non proprio ottimale, perché è vero che l'acqua manca, non piove, però è anche vero che le nostre infrastrutture, le nostre condutture hanno probabilmente bisogno di una remise in forme impegnativa, notevole. Assessore, a lei la parola. Sì, grazie. La crisi idrica che stiamo attraversando non ha probabilmente precedenti. In particolare la situazione è particolarmente critica nel versante della Sardegna centrale, in particolare l'Ogliastra. Ormai forse da novembre che le precipitazioni su quell'area della Sardegna sono praticamente assenti, quindi a preoccupare la Presidente, la Giunta, l'intero Consiglio regionale. Purtroppo non è solo la situazione che gravita e purtroppo colpisce l'agricoltura, gli allevamenti, ma anche la stessa garanzia di approvvigionare l'utenza stessa, ed è per questo che durante il periodo estivo abbiamo cercato in qualche modo di limitare i disagi, quindi non può essere certamente una guerra tra il comparto turistico, quindi è l'esigenza di uno sviluppo che abbiamo perseguito in questi anni. Penso a quella parte della Sardegna, l'Ogliastra, Tortolì, Baunei, per non citare tutti gli altri comuni, lo stesso Gairo, che è presente il sindaco, che in più di un'occasione abbiamo avuto modo di incontrarci durante il periodo estivo. Abbiamo cercato in qualche modo anche e soprattutto di garantire l'approvvigionamento anche attraverso mezzi di emergenza, quindi autobotti, per garantire l'approvvigionamento alle nostre aziende agricole, ai nostri allevamenti. Gli interventi che abbiamo messo da subito in campo sono quelli innanzitutto di cercare di intervenire sulle condotte idriche. Voi sapete che si perde circa il 50% quindi dell'acqua che transita nelle condotte, quindi viene la necessità di interventi mirati e urgenti, ed è per questo che attraverso fondi quali FSC, quindi siamo intervenuti attraverso una programmazione che questa naturalmente guarda alla prospettiva futura, con interventi anche abbastanza importanti in termini di risorse. Sono circa 180 milioni di euro sulle FSC,
dove gli stessi consorzi di bonifica hanno sviluppato in questi anni progettazioni che sono anche esecutive, quindi ci consentono di intervenire da subito per cercare innanzitutto di limitare le perdite. Abbiamo dichiarato lo stato di calamità naturale insieme anche a diversi comuni, numerosi comuni della Sardegna, sono circa 140 che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale, quindi abbiamo chiesto al Ministero di avere accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, dove questo naturalmente consente alle nostre imprese, al nostro comparto agricolo di avere degli sgravi sui contributi e altri benefici, insomma. Altri interventi? Mi scusi, sì, altri interventi? Le stavo chiedendo se dal Governo nazionale è arrivata una risposta, in quali termini è arrivata? Attualmente ancora non è arrivata la risposta, ma ovviamente insomma ci attendiamo che il Governo nazionale sia sensibile, non dubito, anche alle forze politiche, insomma tutte, quindi maggioranza e opposizione. Su questo non ci sono stati distinguo, è presente qua anche l'onorevole Talanas, che è uno dei colleghi che in Consiglio ha dato il suo apporto in termini insomma assolutamente costruttivi. Quell'articolo che ha riguardato la siccità, i voucher, piuttosto che gli interventi per guardare al futuro, qual è la possibilità di creare bacini piuttosto che ricerche idriche nelle aziende, sono state azioni messe in campo ma sostenute dall'intero Consiglio regionale, quindi su queste cose non ci sono assolutamente distinguo. Assessore, la fermerei qua per il momento, le chiederei di rimanere con noi perché la trasmissione chiaramente va avanti, avremo modo di approfondire anche altri aspetti. Lei ha chiamato in causa l'onorevole Talanas, chiederei alla regia di... Eccolo qua, Giuseppe Talanas, diciamo del tu per pregresse frequentazioni nelle aule di giustizia di Nuoro, quindi altri ambiti. Dal tuo punto, dal tuo osservatorio, tu sei un rappresentante del nuorese, diciamo, che ha sofferto come l'oliastra della siccità, e già quest'estate hai avuto modo con un'interrogazione di sollevare il problema, chiedendo una risposta scritta alla giunta regionale e focalizzandoti soprattutto sul comparto agricolo e sul comparto turistico. Vedi dei passi in avanti anche alla luce dei finanziamenti erogati dalla regione, sto parlando dei 3.600.000 euro stanziati di recente, o avresti voluto qualcosa di più, e in che termini? Allora, diciamo che questa situazione annosa della siccità poteva essere prevista, perché comunque non pioveva in determinate zone della Sardegna in autunno, non pioveva d'inverno, non pioveva appunto durante la primavera. Quando io ho fatto l'interrogazione il mese di giugno, comunque sia, la situazione era già chiara uno stato di emergenza. La prima cosa che io mi premetto di dire è questa: non bisogna più trattare le stagioni siccitose come emergenze, come eventi eccezionali, perché oramai sta diventando la regola, il clima sta cambiando e quindi veramente si deve essere pronti ad affrontare queste emergenze. Detto questo, ho cercato, come ha detto il collega e amico Gianfranco Satta, di dare il mio contributo anche all'interno del Consiglio regionale, cercando delle soluzioni che a volte sì, da un lato soluzioni per così dire di ristori a quelle zone maggiormente danneggiate, dall'altro però cercando di capire cosa si può fare
per comunque affrontare queste problematiche nel prossimo futuro, perché oramai sono tantissimi anni che in varie zone della Sardegna si verifica questo fenomeno. Ora, l'Ogliastra è stata fortemente colpita, così come è stata colpita tutta l'area della Baronia, che veramente lì, se possiamo dire, piove poco o pochissimo da 2 anni, quindi con tutto quello che ne consegue. E queste idee sono state recepite dall'assessore Satta, persona molto attenta. Io avevo presentato un emendamento già nella fase quando stavano lavorando le commissioni, per cercare di creare un minimo di infrastrutture all'interno delle aziende agricole che potessero, per così dire, approvvigionarsi anche durante il periodo dove la siccità c'è di meno, quindi d'inverno, in primavera, attraverso dei contenitori, dei vasconi per l'acqua di portata importante dai 100 ai 200 mila litri, che in un certo qual modo può, per così dire, integrare e in certi casi rimediare in parte a quella che è la carenza idrica, soprattutto per approvvigionare il bestiame. Alla stagione siccitosa poi ne conseguono tutta una serie di altre problematiche, perché quando iniziano i problemi non si infermano, e infatti è stata aggravata dagli incendi dovuti anche perché il materiale secco era talmente disidratato che a volte, per così dire, era ancora più difficile spegnere l'incendio. Ed era ancora più difficile spegnere l'incendio, soprattutto perché non vi erano punti di approvvigionamento dei mezzi antincendio e degli elicotteri. Ecco perché nasce l'idea anche di promuovere una misura che vada ad costruire dei grossi serbatoi all'interno delle aziende agricole, che potrebbero avere quella duplice utilità, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico agli animali, sia per quanto riguarda la stagione antincendio, quindi anche in termini di azione repentina per spegnere l'incendio. Questa nostra proposta del gruppo Forza Italia, che comunque mi vede primo firmatario, è stata accolta con favore dall'assessore Satta. Ora, mi ritengo soddisfatto di quello che è stato fatto. È vero che sono all'opposizione, ma la mia risposta non è perché sono all'opposizione. Secondo me non è stato fatto abbastanza ed è stato fatto poco. Io questo lo dico perché è vero che sono state poste in essere delle misure, ma gli stanziamenti messi in essere non coprono l'intero fabbisogno. Per l'emendamento di cui ho parlato sono stati destinati, se non sbaglio, mi corregga l'assessore, 500.000 euro. È anche vero che poi queste somme possono essere nel corso dell'anno integrato e che le varie graduatorie, quando si formeranno i bandi, possono essere scorse, però il segnale per un problema così annoso che affligge la nostra isola deve essere importante, altrimenti i nostri allevatori e le nostre aziende si sentono abbandonati con uno stanziamento così irrisorio. Anche per quanto riguarda i danni causati. Vai pure. C'è un rimbombo della voce. Quindi anche per quanto riguarda lo stanziamento, se non sbaglio, di 3 milioni e mezzo di euro, se non sbaglio, no. 3.600.000 euro, sì. 3.600.000 euro, e ti sei avvicinato. Sì, ok. Certo, anche lì secondo me bisognava, visto i territori interessati dal fenomeno siccitoso, e visto che questo fenomeno siccitoso anche si estendeva anche ad altre zone geografiche, l'ho ritenuto, l'ho detto in aula proprio rivolto all'assessore Satta, all'assessore alla programmazione. Ritenevo appunto questi importi impegnati totalmente insufficienti, e per così dire chiedevo l'impegno dell'intera giunta affinché si provvedesse con ulteriori e nuove risorse in questo senso.
Grazie Giuseppe per il momento. In attesa di restituire la parola all'assessore Satta, io chiederei a Leonardo Salis, che è il portavoce di questo mondo così sofferente a causa della siccità e non solo, di raccontarci qual è stata le aziende zootecniche agricole come hanno passato quest'estate calda e siccitosa. Guarda Giusy, è stata un'estate a dir poco drammatica. Noi dopo tante pressioni che facevamo già dai mesi invernali, perché vedevamo che non pioveva, e la situazione non è solo arrivare d'estate, è trovare anche l'erba che devono mangiare i nostri animali. Quindi le nostre aziende erano costrette, oltre a acquistare mangime, a acquistare foraggi ad altro prezzo, quindi si lievitavano i costi di produzione delle nostre aziende. Siamo arrivati a maggio, dopo tante pressioni fatte, il prefetto di Nuoro ha convocato, mi ricordo il 14, una riunione straordinaria dove hanno partecipato anche 43 sindaci, il consorzio di bonifica, poi mi ricordo che c'era Costantino Tidu che era l'amministratore della provincia, e hanno partecipato l'assessore Satta con altri 3 assessori, industria, ambiente e lavori pubblici, perché voi c'eravate e ricordo bene. Quindi si è già dato un'infarinatura già da allora, però stiamo parlando del 14 maggio, il tempo sta passando, le nostre aziende sono già in sofferenza dall'anno scorso, sono la spina dorsale della nostra economia. Facciamo 4 conti, stiamo parlando del fieno. Ma possiamo fare anche 4 conti. Del prezzo del fieno, è passato da quanto a quanto? Da 22 a 32 euro. Al quintale? Al quintale. Se lo trovi in Sardegna, ma con le crisi siccitose in Sardegna se ne trova una parte. Siamo costretti poi a trovarlo nel continente. Nel continente in più abbiamo questa continuità territoriale che ci fa pagare il costo del trasporto 10 euro al quintale. Va a sommarlo, ti arrivava a 38-40 euro. Come faceva il povero pastore ad acquistare se non ha fondi? Chiaro. Era impossibile. Chiarissimo. Ne approfittiamo, Assessore, non so se sta sentendo gli ospiti videocollegati in studio, ne approfitto, eccoci qua, ne approfitto perché chiaramente questo è un grido di dolore che si alza alle nostre campagne e vi faccio interprete di questa sofferenza. Il suo assessorato, anzi la regione Sardegna, che cosa ha in animo di fare per dare risposte concrete, non dico a lungo termine, ma quantomeno a breve e a medio termine? Avete pensato a qualche piano straordinario? Perché ripeto, i 3.600.000 euro sono importanti, però non risolvono definitivamente un problema che è annoso, questo lo dobbiamo riconoscere. Diciamo che la siccità è un problema, come mi stava dicendo off the records il sindaco di Tarana, faceva riferimento ad un grafico che dava l'indice delle piogge assolutamente come un trend negativo in discesa. Assessore, vogliamo rassicurare questo mondo delle campagne così sofferente? Cosa potete fare? C'è un aspetto, uno è cercare di assicurare nel più breve tempo possibile i ristori, diciamo, per quanto riguarda l'approvvigionamento degli alimenti, quindi del foraggio, del mangime, che in questi mesi è stato, come dire, acquistato per far fronte, diciamo, all'alimentazione degli allevamenti. Quindi abbiamo messo innanzitutto in atto i voucher. Proprio oggi io ho incontrato le associazioni di categoria dove abbiamo condiviso il percorso per cercare di renderli queste risorse, che sono 4 milioni e mezzo di euro, per rendere subito disponibili attraverso la collaborazione dei comuni. In particolare ho sentito la Presidente dell'ANCI, insieme alla ORE e attraverso un sistema informatico che è quello che abbiamo condiviso con la Basilicata, ci consente di erogare i voucher a presentazione, diciamo, di
ricevute, quindi fatture quindi che attestano quindi la spesa. Un iter molto più veloce rispetto al passato? Sì, assolutamente sì, l'obiettivo è proprio quello di raggiungere subito le imprese, i beneficiari, perché è evidente che in una situazione così di emergenza si interviene con atti di emergenza, quindi questa credo che sia la strada più veloce. Poi abbiamo previsto anche per quanto riguarda in particolare, questo per tutta la Sardegna e i voucher, però tenete conto che non tutte le aree territoriali della Sardegna, diciamo, hanno come dire, un indice di criticità così come il centro, la Sardegna centrale, quindi l'Ogliastra, parte del sud della Sardegna. Cioè, il nord Sardegna paradossalmente ha fatto una raccolta di foraggio superiore rispetto all'anno scorso. Quindi abbiamo situazioni territoriali che sono state, come dire, mappate con puntualità sia dai comuni che dalla nostra agenzia Laore, quindi anche su questi interventi è chiaro che si andrà naturalmente a dare risposte dove effettivamente quei territori hanno sofferto e continuano a soffrire. Cioè, io ero collegato oggi riunito con l'autorità di bacino, perché il rischio con Macheronis, che ormai ha veramente risorse esigue, cioè, il rischio è di chiudere l'acqua anche per alcune utenze, insomma, alcuni comuni serviti dalla Macheronis. Quindi la questione, come ha detto anche l'onorevole Talanas, è più complessa e va affrontata ormai con un carattere, diciamo, di urgenza, ma che guardi alla prospettiva. Cioè, questi cambiamenti climatici ormai sono una consuetudine, quindi noi ci dobbiamo necessariamente convivere, quindi anche cambiare le stesse abitudini culturali che abbiamo sia nell'allevamento che anche per quanto riguarda, diciamo, le pratiche culturali delle nostre aziende. Quindi vi è necessità veramente di pianificare interventi importanti per il prossimo futuro. Cioè, una diga un bacino del Macheronis non può continuare, diciamo, a esistere senza avere il collegamento con altre fonti di approvvigionamento. Ecco, cioè bisogna necessariamente superare problemi che sono datanti, è evidente, non sono colpa né della passata legislatura e tantomeno di noi che ci siamo insediati da 6 mesi. Però è chiaro che la politica si deve prevalentemente occupare dei cambiamenti climatici, quindi che ormai necessitano, insomma, di risposte concrete. Chiaro, Assessore, so che Leonardo Salis voleva intervenire. Prima di dare la parola ai due sindaci, perché giustamente, come faceva riferimento l'assessore, al fatto che questo è un problema che non riguarda solo le aziende agricole, certo, ma riguarda le comunità intere. Prego. No, volevo ricordare, Assessore, che le zone sono ben mappate, parte dalla zona Basso Gallura sino a Villa Simmius. C'era anche lei l'altro giorno, penso che abbia visto il disastro ambientale che c'è in quel posto, perché ho visto tutte le piante secche, sino a Teretinia un po' è migliorato, ma di poco, ma se tu vai a Villa Simmius ho visto una cosa desolante proprio, tutti gli olivastri, tutta la macchia mediterranea secca. Allora il problema è che ogni giorno noi abbiamo pressione dai nostri allevatori. Cercate di accelerare per i ristori, perché le aziende sono allo stremo. Chiedo solo questo, di accelerare, ma non solo nel comparto
diciamo zootecnico, ma anche ortofrutta, viticoltura, che hanno subito, olivicoltura, hanno subito tutti i danni. Cercate di sbrigarvi, perché se no la gente non ne può più. Le aziende stanno per chiudere, non dico altro. Assessore, rilanciamo questo appello dal nostro studio, poi chiaramente a lei dopo la parola per la risposta a Leonardo Salis, però io ne approfitterei in questo momento per concentrarmi sull'emergenza che ha colpito i paesi, le comunità. Allora, iniziamo con il resoconto della riunione in prefettura questa mattina, perché il prefetto ha riunito diverse volte i sindaci per affrontare l'argomento. Come è andata, Christian? È stata una riunione, devo dire la verità, piacevole, nonostante siano emerse sia rancori ma anche compiacimenti, mettiamola così, da parte di alcuni colleghi sindaci. Era presente in collegamento il nuovo presidente di Abbanoa, il presidente di Egas, il direttore generale di Abbanoa, la protezione civile e ovviamente il prefetto e poi vari sindaci. Ciò che è emerso è la volontà di questo ovviamente è Abbanoa, quindi non parliamo di uso zootecnico, ma quindi solo uso civile, quindi bontà nostra, beviamoci, laviamo ogni tanto. La volontà di rendere esecutivi tutte quelle infrastrutture, tutte quelle opere che sono in progetto, però è emerso, questo l'ho fatto notare anche io, è emersa la necessità di rendere strutturale anche una azione operativa in caso di emergenze, perché quest'estate ci siamo trovati a avere segnalazioni di mancanza d'acqua e dover fare un giro a dir poco assurdo, telefonare alla protezione civile, mandare una mail, la mail girata a Forestas, la conferma da parte di Forestas. Ma scusami, perché tutta questa parata? Perché non lo so, però era veramente una cosa quotidiana, tutti i giorni, questi giri di telefonate, di mail, di riscontri e quant'altro. Infatti abbiamo chiesto, non è possibile che questa cosa, che è, come possiamo dire, è di competenza dell'ente che gestisce l'approvvigionamento idrico per l'uso civile, debba essere come dire, spalmata in tutti questi enti, dove il sindaco o chi per lui si trova, o gli uffici tecnici si trovano ogni volta a dover disporre delle proprie energie, del proprio tempo, delle proprie notti, a volte anche dei propri pomeriggi per fare questo. In effetti poi tutto ciò che ci ha un pochettino fatto trarre un sospiro di sollievo è stato l'incontro, innanzitutto l'utilizzo della legge 28 che ci ha consentito di agire in autonomia, anticipando soldi di bilancio che poi ci verranno rifusi dalla protezione civile, e poi una delibera di giunta regionale che ci ha consentito di solo come dire, esplicitando un piano di opere, di avere dei fondi che poi sono quelli per cui il sindaco di Gairo, il sindaco, cioè Talana e quant'altro, cioè le comunità di Talana, Gairo e altri hanno ricevuto un approvvigionamento importante di denaro. Da questo punto di vista, devo dire la verità, un grandissimo applauso lo devo all'assessore al territorio del nostro comune, che è l'assessore Pietrino Loi, che individuando, capendo la portata della cosa, in pochissimo tempo è stato in grado di individuare
aree da cui captare sorgenti, un piano per la gestione di abbeveratoi nell'agro di Talana, un piano anche per riuscire a migliorare il servizio idrico all'interno dell'abitato. Ecco, tutto questo fatto sottraendo energie anche agli uffici e quant'altro, che però di fatto noi speriamo con queste risorse di riuscire a stornare una criticità per il futuro. Questo è emerso anche nella riunione di oggi. Devo dire una cosa però, questa cosa qui, che l'ente locale si faccia carico di una gestione di questo tipo, era l'estrema ratio in questo contesto, però da adesso in poi ci deve essere comunque una infrastrutturazione importante di tutte quelle opere che impediscano una nuova criticità che comunque è una regia sovraordinata. È chiaro che tutto non può essere demandato al singolo comune. Io ti fermo perché siamo arrivati già al primo blocco pubblicitario, do la parola alla regia per la pubblicità, poi approfondiremo l'argomento infrastrutture e opere finanziate e parleremo anche della lunga estate calda del sindaco di Tertenia, che si è dato da fare con i dissalatori. Anche lì importanti novità. A voi regia. Ma siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro e Astra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti pende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a €25 al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte Orafa, Filigrana d'autore. Specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo. Farmacia Masia, Lozzorai. Da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato. Comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici, dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature a partire da €9,90. Farmacia Masia, via Roma, Lozzorai.
Rai e con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67. Eccoci qua, siamo in studio in diretta, siamo in onda con il nostro programma Nero su Bianco dedicato alla siccità, la lunga estate calda che ha caratterizzato questi ultimi mesi, ai problemi che sono derivati dalla mancanza della risorsa idrica e alle soluzioni che si sta cercando di mettere in campo per ovviare all'emergenza. Ne stiamo parlando con l'assessore regionale all'agricoltura Gianfranco Satta, con Giuseppe Talanas, consigliere regionale di Forza Italia, con Leonardo Salis, presidente per Coldiretti di Nuoro Ogliastra, Cristian Lotto, sindaco di Talana, e Giulio Murgia, sindaco di Tertenia, e in collegamento abbiamo anche Sergio Lorrai, sindaco di Gairo. I sindaci sono qui anche perché hanno avuto alcuni dei comuni maggiormente colpiti dalla problematica, hanno avuto dei finanziamenti stanziati di recente dalla regione Sardegna. Stiamo parlando di 3.600.000 euro, ma a Talana quanto è arrivato e per fare che cosa? Allora, sono arrivati, abbiamo chiesto un importo per le opere da 333.000 euro, c'è stato finanziato quasi tutto, in parte il ripristino di alcune sorgenti, la raccolta delle acque di queste sorgenti, il posizionamento di abbeveratoi, il recupero di alcuni vasconi, il recupero del deposito alto sopra l'abitato a cui verrà raccordata la rete idrica foranea per l'approvvigionamento idrico dell'abitato. Sto dimenticando qualcosa, adesso non mi ricordo. Non mi viene in mente altro adesso in questo momento. No, la dighetta, che è una dighetta montana, che sono dei piccoli interventi che messi a sistema dovrebbero garantirci sì, in una visione un'estate tranquilla qualora non dovesse ripresentarsi un qualcosa del genere. Devo dire la verità, lavori importanti si potrebbero fare, ma ovviamente non si potrebbero gestire da parte di un comune. C'è un progetto addirittura degli anni 80 per una diga a valle del paese che avrebbe garantito 9 milioni di metri cubi di acqua e quindi tutta la piana irrigata e con tutto quello che ne sarebbe potuto venire di positivo. Un progetto che come tanti è in un cassetto e che non è mai stato più rispolverato dagli anni 80 a oggi, per dire. Quindi insomma quello che chiediamo oggi con forza è appunto un'accelerazione su questo argomento. Io dico sempre che sul tema acqua forse non ci si rende conto di quanto sia importante. Nel passato comunità sono scomparse per mancanza di acqua, perché ovviamente è un bene primario, non possiamo rinunciare a questo, e non è solo una questione solo di giardini e di un qualcosa di estetico, è veramente la vita. Qualche politologo visionario dice che la prossima guerra non verrà combattuta per il petrolio, ma per l'acqua, probabilmente non è molto distante dalla realtà. Ma torniamo invece a Inogliastra, Tertenia, che ha una duplice vocazione, una vocazione sicuramente agricola, ma anche una forte vocazione turistica. Giulio, voi vi siete dovuti confrontare con l'arrivo di vacanzieri turisti che hanno soggiornato nel vostro comune senza acqua. Come avete risolto il problema? Risolto, forse è un parolone, l'abbiamo affrontato. Abbiamo affrontato avendo un approccio a 360 gradi perché, come hai ben detto tu, e come ha detto anche l'assessore, il discorso delle guerre tra due settori trainanti come sono l'agricoltura o il turismo in Sardegna, probabilmente sono i settori
che dovrebbero darci più PIL pro capite all'intero territorio sardo. Ripeto, l'ho dovuto affrontare a 360 gradi perché noi siamo ormai come deficit idrico allertati da oltre un anno. Da settembre 2000 abbiamo avuto paradossalmente l'estate 2023 grazie alle piogge di giugno senza restrizioni idriche, ma venivamo tutto l'anno 2023 e la coda del 2022 con restrizioni idriche. Finita diciamo la risorsa idrica della piovosità primaverile del 2023, noi stiamo razionalizzando l'acqua come erogazione da settembre 2023. Ancora oggi teniamo aperta l'acqua dalle 6 alle 13. Questo sull'idropotabile. A tutt'oggi? Tutt'oggi. E non c'è prospettiva che la cosa migliori, a meno che non arrivi la pioggia che tutti stiamo sperando che arrivi. L'approccio a 360 gradi perché? Perché il mio comune è un comune di 4.000 abitanti, che come centro abitato, quindi Tertenia centro abitato 4.000 abitanti, che d'estate arriva ai 5.000 sul centro abitato. Poi c'è tutta la parte costiera, che ho punte di 8-10.000 abitanti sulla parte costiera, quindi stiamo ragionando un territorio che passa da 4.000 abitanti invernali ai 15.000 circa nel periodo, diciamo, clou dell'estate. Più che raddoppiato, insomma. A questo va a sommarsi che abbiamo oltre un centinaio di aziende agricole, zootecniche soprattutto, quindi allevamento. Probabilmente siamo il terzo comune, il secondo comune ogliastrino per numero di capi ovini e caprini. E questo è un grosso problema perché abbiamo poi il tipo di allevamento prevalente è allo stato brado, con aziende agricole sparpagliate nelle parti più, diciamo, lontane del territorio. Abbiamo 100 aziende sparpagliate su 120 circa chilometri quadrati di territorio, sono difficilmente anche raggiungibili. E quindi come abbiamo affrontato questa situazione? Sull'abitato abbiamo fatto perforazioni, quindi ricerche idriche, e abbiamo trovato delle falde che ci hanno permesso di garantire l'erogazione durante l'estate almeno per 5 ore giornaliere. Quindi non è che abbiamo risolto il problema, l'abbiamo affrontato. Poi io dico sempre, il cittadino terteniese è un cittadino resiliente perché è abituato a non avere l'acqua, e quindi tutti sono dotati di cisterne, quindi erogando anche solo per 5 ore tutti si riempivano la propria cisterna, e quindi diciamo sull'idropotabile il disagio c'era, ma è stato sopportabile. Sulle aziende agricole invece abbiamo dovuto inventarci delle ricerche, andando a chiedere anche l'utilizzo di acqua da privati, cioè gente che aveva il pozzo e lo metteva a disposizione. Il problema era raggiungerle queste aziende agricole, perché arrivare con strade rurali, anche in zone con delle pendenze rilevanti, per raggiungere appunto gli ovili era problematico. Con le autobotti voleva dire mettere innanzitutto un quantitativo di autobotti in circolazione enorme, con una spendita anche economica importante, e poi diventavano anche irraggiungibili, quindi anche per poter alimentare quotidianamente queste aziende sarebbero voluti 10 autobotti, ma autobotti fuori strada per raggiungere appunto queste aziende. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati ad acquistare vasconi prefabbricati e li abbiamo dislocati in punti strategici del territorio, quindi facilmente raggiungibile con gli autobotti e facilmente collegabili appunto con i pozzi che qualche privato ci ha messo a disposizione. E quindi un po' anche lì abbiamo, diciamo, abbassato il disagio delle aziende agricole. Non è che abbiamo risolto il problema, perché ipotizzo che tutte queste aziende agricole a fine stagione dovranno cambiarsi tutti i mezzi di trasporto, perché li hanno completamente devastati solo per recuperare l'acqua. L'altra soluzione che abbiamo invece individuato sulla parte costiera, quindi prettamente sul discorso turistico,
non avendo né pozzi né sorgenti tali per alimentare appunto quella popolazione fluttuante, abbiamo noleggiato un impianto di dissalazione. E se non sbaglio il secondo anno consecutivo. Non il secondo anno consecutivo, ma l'abbiamo fatto nel 2021. Con buoni risultati, se siete tornati a questa formula. Diciamo che è la soluzione estrema, però purtroppo non avendo altre soluzioni avremmo dovuto andare in quella direzione. Costi di questo del dissalatore? I costi del dissalatore sono circa tra noleggio, gestione e comunque costi energetici per il funzionamento. Siamo a circa 130.000 euro. Nel contratto di nolo che abbiamo poi contratto appunto con chi ce l'ha fornito, è stata inserita anche l'opzione per il riscatto, aggiungendo circa 100.000 euro più IVA. E qui interviene la regione perché la novità sta proprio nel finanziamento. Con la cosa ho richiesto alla regione, fatta forse una delle prime che è arrivata in regione sulla problematica, soprattutto sulle infrastrutture puntuali, e che è stata accolta, quindi su questo non ho nulla da contrariare sull'operato regionale, perché è stata puntuale come risposta. Ti è stato finanziato anche qualche altro intervento? Allora, l'altro intervento, io non sono entrato in questa fase perché io ho anticipato completamente le spese, cioè tutti gli altri interventi che ho citato, ma anche lo stesso nolo del dissalatore, ho dovuto, con tutta una serie di variazioni di bilancio, passatemi il termine, disprogrammare quello che avevo fatto all'inizio dell'anno per farmi questo tesoretto per gestire l'emergenza. Quindi ho dovuto togliere fondi già programmati, magari dal marciapiede all'asfalto, alla sicurezza stradale o altre operazioni che assolutamente competono ai comuni, per poter avere la disponibilità economica per poter intervenire tempestivamente, soprattutto sulle aziende agricole, perché le prime che io ho dovuto prendere sotto esame sono state proprio il comparto agricolo, perché comunque venivamo già da un'annata siccitosa, e quindi sono dovuto entrare immediatamente su quello, sapendo già quale sarebbe stato il periodo più critico sul turismo, e quindi andare a programmare il noleggio del dissalatore per tempo per l'imminente stagione turistica. Quindi io sto programmando la dichiarazione di calamità naturale, io l'ho fatta a marzo 2024, non l'ho fatta a giugno come la maggior parte dei comuni citati prima della sessione, l'ho fatta a marzo 2024 perché preventivavo proprio la situazione che sarebbe poi verificata, che poi si è verificata, e non ne siamo ancora usciti. Sì, no, questo è chiarissimo, che ancora la luce in fondo al tunnel ancora non si vede. Poi ci sarebbe da dire cosa fare a livello strutturale, se mi permetti, dopo. No, ma ci mancherebbe altro. L'assessore, certo, ci mancherebbe questo altro. Tipo di contributo. Immagino che l'assessore stia ascoltando con molta attenzione quelle che sono le istanze che arrivano dai comuni. Sbaglio, assessore? A febbraio l'abbiamo fatto. Sì, assolutamente sì. La fase dell'ascolto è fondamentale per capire come cercare di dare soluzioni dopo. Soprattutto i sindaci sono il front office, diciamo, e si caricano, come abbiamo sentito, problemi che vanno oltre anche, diciamo, gli stessi compiti, diciamo, degli amministratori comunali. Tant'è che abbiamo chiesto anche col sindaco di Verdenia, insomma, di farsi carico, di anticipare anche le spese dei vasconi, insomma, e l'approvvigionamento di alcune aziende in modo che poi la regione potesse in qualche modo ristorare quindi gli stessi comuni delle spese anticipate. Abbiamo un fondo da 500.000 euro che può essere naturalmente implementato. In quel caso, in particolare nell'Ogliastra, scontiamo il fatto che il consorzio di bonifica
come dire, non è strutturato per gestire in alcune aree, diciamo, interventi di quel tipo, così come invece il consorzio della Sardegna centrale è stato in grado di gestire invece l'approvvigionamento idrico delle aziende nelle aree, diciamo, del compressorio. In questo caso sono stati invece i comuni a farsene carico, e io naturalmente non posso che ringraziarli pubblicamente per la collaborazione e l'apporto che hanno dato in un momento così difficile, ecco. Sì, mancano le infrastrutture di fatto, perché manca la condotta del Pelao che dovrebbe arrivare sino al Pelao Buoncamino. Andiamo adesso però ad un altro comune, Gairo, destinatario di un ingente finanziamento. Sono 800.000 euro di contributi per contrastare l'emergenza idrica a Gairo. Sergio Lorai, come li utilizzerete questi soldi, questi contributi? Cosa farete? Buonasera a tutti, scusate, insomma, sarei dovuto essere in studio, ma problemi di lavoro mi hanno proibito di essere lì per tempo, quindi sono in una situazione un po' improvvisata. Allora, innanzitutto credo che sia fondamentale evidenziare la politica mandata avanti nel corso di questi mesi da parte della Regione, in particolare riguardo all'agricoltura, al lavoro, che hanno permesso di renderci partecipi delle possibili soluzioni o comunque mitigazione delle problematiche che sono evidenziate nel corso di questi mesi. Evidenzio che noi già da tempo, ma l'assessore lo sa, in anticipo ci siamo mossi, io personalmente mi sono mosso per cercare di anticipare alcune criticità che immaginavo si sarebbero verificate attraverso anche l'intervento del consorzio di bonifica, e ammetto che lì c'è stato un po' un cortocircuito, nel senso che Gairo non fa parte del comprensivo del consorzio di bonifica, per cui inizialmente ci sono state delle criticità, e anche grazie all'intervento dell'assessorato, dell'assessore, in qualche modo si è avuto la disponibilità da parte del consorzio di intervenire in caso di necessità. E quindi in una prima fase si è lavorato con l'anticipazione delle somme da parte del comune, anche se per noi è diventato molto difficile, avendo già una calamità in corso, avendo anticipato già ingenti fondi per una calamità di gennaio che abbiamo chiuso ora, ora attraverso la protezione civile, e poi io ho accolto molto positivamente l'intervento della Regione, quindi degli assessorati nel tavolo tecnico, che ha permesso di esprimere le criticità e le necessità dei comuni, in questo caso il comune di Gairo. Noi siamo fortunati dal punto di vista civile, a parte le perdite che sono dovute alla rete idrica, che sappiamo tutti che condizione è per tutti i territori. Siamo stati fortunati da quel punto di vista, perché avendo avuto la collaborazione di Albano ha risolto una delle criticità principali nelle perdite presenti nel territorio, nella centralità di Viero Sant'Elena. Si è riusciti a non avere restrizioni nell'uso civile dell'acqua. Però le problematiche sono verificate appunto nelle campagne, quindi soprattutto negli allevamenti. E proprio a proposito di questo, poi noi ad agosto, a seguito dell'incontro quindi in regione appunto nel mese di agosto, non ricordo la data, abbiamo ipotizzato e messo nero su bianco alcune idee che potevano essere realizzate in un breve e medio periodo, e che effettivamente sono state finanziate. Sono state finanziate tutte e 5. Quelle proposte ovviamente non riguardavano il centro abitato, e di conseguenza sono state finanziate giustamente, credo, meno rispetto a quelle 60% rispetto al 100% degli interventi previsti nei centri abitati. E ci troviamo ora a poter, infatti proprio ieri ho firmato la nota con cui si chiede l'anticipazione del 50% delle risorse, in modo tale da poter avviare l'iter burocratico immediatamente. Si parla di interventi sulla diga che è presente a Ghiaro Taquisara, per esempio, per il completamento. Abbiamo appena terminato proprio settimane scorse un intervento precedente, e con questo 183.000 euro potremo completare per mettere magari
l'irrigazione e la distribuzione dell'acqua in caso di necessità alle aziende e a chiunque ne voglia fare utilizzo. Oppure abbiamo ricevuto finanziamento per riqualificare la condotta idrica che tanti anni fa permetteva di portare l'acqua nella frazione di Cardedu, e riqualificando questa condotta idrica potremo portare l'acqua nelle campagne nella parte bassa del territorio del comune di Gairo. Potremo con un altro intervento creare raccolta d'acqua nel territorio comunale e realizzare dei pozzi artesiani che potrebbero servirci in caso di mancanza d'acqua. E li avevamo già in realtà preventivati quest'anno, non ci sono serviti, abbiamo temporeggiato, nel senso che circa 3 mesi fa incontrai le attività produttive, gli allevatori per anche delineare le azioni da portare avanti, quindi le prime che abbiamo portato avanti, cosa ne so, l'acquisto di cui abbiamo anticipato i fondi noi, l'acquisto di abbeveratori da dislocare nel territorio, al recupero di una sorgente. Anche questo è un finanziamento che poi è stato finanziato, l'abbiamo fatta in parte ora in modo molto superficiale, so che siamo riusciti a recuperare una sorgente che è sopra il paese, che non veniva utilizzata. In realtà mi sono accorto che 3 mesi fa erogava un'ingente quantità di acqua, siamo riusciti a portare attraverso una tubatura provvisoria al centro nell'abitato e quindi renderla disponibile a tutti coloro che ne avessero bisogno per l'uso non potabile. E ora con un finanziamento, insomma, con parte di questo finanziamento di 891.500 euro ricevuti, riusciremo a rendere strutturale questo intervento. Quindi sono 5 interventi di breve e medio periodo che serviranno a mitigare, perché poi, insomma, per fare un progetto serio non sono sufficienti ovviamente 10 giorni, 15 giorni, che era il tempo richiesto emergenziale a seguito del tavolo tecnico, però saranno degli interventi che sicuramente mitigheranno in caso di nuova emergenza siccitosa quello che sono le problematiche che abbiamo riscontrato quest'anno. Ecco, questo è quanto. Grazie Sergio Lorai, sindaco di Gairo. Prima di ridare la parola all'onorevole Talanas, diamo la parola alla regia per la pubblicità. Ma siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a 25 euro al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano.
La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte Orafa, Filigrana d'autore. Specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo. Farmacia Masia, Lozzo Rai. Da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato. Comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature a partire da €9,90. Farmacia Masia, via Roma, Lozzo Rai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67. Eccoci qua, siamo di nuovo in onda, siamo qui nei nostri studi, gli studi di Radio Stella, per questa puntata di Nero su Bianco dedicata alle soluzioni per il problema annoso della siccità, dell'emergenza idrica. Prima di dare la parola all'onorevole Giuseppe Talanas, che è collegato con noi da Nuoro, vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori le solite informazioni di servizio. Mi dimentico sempre perché presa dalla discussione, a volte mi dimentico, chiedo venia, però mi tocca ricordarle. Quindi le nostre frequenze: FM 102-104 per la provincia Ogliastra, 100.5 Tertenia, 92 Sarrapus, 88.6 per Nuoro Centro. Abbiamo anche il canale DAB 10C che copre Cagliari e il suo Interland. Vi ricordo i nostri numeri di telefono: 0782 62 25 05, il numero fisso al quale potete chiamare per rivolgere delle domande ai nostri ospiti in studio o in collegamento. Il numero WhatsApp 379 13 74 733. Vi ricordo inoltre i nostri canali social dove potete seguire la diretta video della nostra trasmissione: Facebook Radio Stella Tortoli, YouTube Radio Stella Tortoli. Vi ricordo infine il sito internet www.radiostellatortoli.it. Torniamo adesso da Giuseppe Talanas, consigliere regionale di Forza Italia, che ha seguito la vicenda dell'emergenza idrica prima con un'interrogazione, ma mi pare di capire anche con uno spirito costruttivo, per cui al di là della distinzione fra minoranza e maggioranza, Giuseppe, tu hai avuto modo di sentire quella che è stata l'estate ogliastrina, ma mi pare di capire che nel Monese e in Baronia le cose non siano andate molto meglio. Prendendo spunto dalla tua interrogazione, dove chiedevi alla giunta regionale di sapere che cosa intendesse mettere in campo per ristorare sia il comparto agricolo sia quello turistico, non abbiamo qui l'assessore di riferimento al turismo, abbiamo solo quello all'agricoltura, ma ci sono state le risposte anche per gli operatori turistici o si sta ancora aspettando una risposta concreta da parte della regione, Giuseppe? Ma allora, per quanto riguarda l'interrogazione, c'è stata una risposta scritta proprio dall'assessorato al turismo, dove appunto veniva comunicato l'impegno e con l'istituzione di un tavolo tecnico dove dovevano essere auditi tutti i portatori di interesse, insomma, del settore turistico alberghiero per trovare delle soluzioni. Poi questa risposta diciamo comunque è stata data subito dopo la mia interrogazione nel mese di giugno. Quello che è stato fatto
effettivamente dopo, per gestire l'emergenza che è arrivata soprattutto nei mesi di luglio e agosto, questo non lo conosco, è un dato che non ho, e magari ce lo potrà fornire l'assessore Satta, perché comunque in giunta è in maggioranza, ecco. Però penso che soprattutto questi due settori primari della Sardegna, quindi agricoltura e allevamento da un lato, settore turistico dall'altro, oggi la problematica della siccità non sia da trascurare. Però devo dare atto di una cosa, che dal dibattito odierno e dalle testimonianze soprattutto degli amministratori locali è emerso che contro questa problematica comunque le soluzioni sono a portata di mano, perché già gli amministratori locali si sono, per così dire, nei vari comuni interessati, hanno studiato delle soluzioni con opere, per così dire, e interventi non per così dire di piccola e media importanza, e hanno non risolto ma quantomeno ho affrontato questa problematica. Quindi perché dico questo? Perché la soluzione sta appunto nelle soluzioni infrastrutturali. Se noi facciamo le soluzioni infrastrutturali e dotiamo i comuni e gli amministratori locali da una parte di piccole strutture, piccole o grandi strutture che siano, tutte le imprese appunto private le mettiamo in condizione di poter efficientare le loro aziende con ricerche o comunque manutenzione di sorgenti dove c'è l'acqua d'estate, o dove non c'è l'acqua d'estate, comunque quello di contenere, quello di recuperare, quella di fare dei bacini o dei vasconi di contenimento. Secondo me questo problema durante l'estate e durante le stagioni più critiche lo si può gestire. Ce l'hanno dimostrato i sindaci oggi presenti in questa trasmissione, e l'hanno fatto in seduta stante, hanno trovato soluzioni, hanno recuperato sorgenti da una parte, hanno fatto pozzi dall'altra, si sono dotati appunto di vasconi, tutte cose che possono essere comunque programmate e fatte in maniera preventiva e in maniera anche migliore, perché se ci sono riusciti con l'emergenza, non vedo perché appunto anche nella stagione invernale non si possano portare avanti questi interventi. E come abbiamo sentito sono anche interventi per così dire non grandissimi, che però possono quantomeno tamponare o migliorare le condizioni di vita, di allevamento e di lavoro in territori che comunque durante la stagione estiva chi più chi meno ha dei problemi siccitosi. Questo è un dato di fatto, quindi secondo me le soluzioni ci sono, diciamo che sono alla portata. Si potrebbe iniziare in questo senso con interventi anche quelli più veloci, che possono comunque permettere alle comunità e all'azienda di poter andare avanti senza dover patire sacrifici economici comunque come li hanno subiti e come li hanno patiti in questa stagione. Grazie Giuseppe. Le soluzioni prospettate dal nuovo Etalanas sono quelle che in qualche maniera sono in linea con quanto già fatto dagli amministratori locali, comunali, ma Coldiretti invece che cosa propone? Io vorrei più una quadra della programmazione, perché speriamo che piova, poi dopo se piove ci dimentichiamo dell'emergenza. È già successo già l'anno scorso a maggio, o sbaglio, sì. Giugno, eravamo già in allarme, aprile, poi ha piovuto, ci siamo dimenticati. Poi bisogna intervenire sulle reti idriche, che andiamo a disperdere il 53%. Si deve cominciare se non cominciamo mai ne realizziamo opere. Non possiamo buttare il 53% dell'acqua. Poi bisogna cercare di fare invasi collinari, accumulo, ricerche, pozzi artesiani, nelle zone dove non sono servite dai consorzi, perché ci sono anche quelle zone lì. Col CSR, ex PSR,
Sono previsti questi bandi? Scusami, per i nostri radioascoltatori, che cos'è il CSR? Spieghiamolo. L'ex PSR, Piano di sviluppo rurale. Adesso si chiama CSR. Che sta per? Partirà adesso, penso, a fine ottobre. Quindi investimenti nelle aziende agricole. Chiarissimo. E quindi che cosa chiedete Chiediamo se all'assessore? vengono fatti investimenti mirati, proprio mirati, sulle ricerche idriche, nelle aziende dove non sono servite dai consorzi. Quindi questa è una delle proposte, delle richieste di Non dobbiamo Coldiretti. sprecare un goccio d'acqua. È quello il problema. Ormai il clima è cambiato. Stavamo dicendo prima, piove sempre di meno, ma abbiamo zone nel mondo che piove meno di qua e però stanno risolvendo i problemi. Quindi questa è la prima domanda, la prima richiesta del Presidente di Coldiretti all'assessore, però io immagino a questo punto, assessore, non me ne voglia, ma qui le richieste arrivano anche dai sindaci. So che lei si trova in una situazione, in una posizione, diciamo, non proprio piacevole, però è anche il suo ruolo, per cui magari le richieste, le domande arriveranno anche dai sindaci, o sbaglio? Qualcosa sicuramente. Prego, Giulio Murgia. A mio avviso è un problema annoso, un problema ormai che è diventato strutturale, un problema che non va gestito come emergenza, ma va gestito come un problema a regime e quindi vanno attuate soluzioni a regime. Voglio spezzare una lancia sia per l'assessore ma per l'intera giunta regionale. Comunque se ne sta parlando. E comunque siamo stati convocati anche nel tavolo tecnico di luglio a parlare come messi in mezzo come protagonisti per trovare delle soluzioni, e quindi questo va sicuramente riconosciuto sia alla Presidente della Regione che a tutti gli assessori, in particolar modo adesso anche all'assessore Satta, visto che è lui il titolare appunto dell'assessorato che gestisce un settore primario come la Sardegna. Però c'è tanto da fare sicuramente, la programmazione, come diceva Leonardo, è fondamentale. A mio avviso, come amministratore di un ente locale, penso che sia un problema prettamente economico, cioè ci vogliono risorse economiche messe nel settore per attuare poi progettazioni e investimenti e interventi strutturali che vadano ad addolcire un problema come quello di cui stiamo discutendo. A mio avviso, io vengo da una generazione familiare, siamo tutti pastori, i miei nonni, tra madre, padre, mio padre stesso un allevatore, quindi io non ho fatto l'allevatore, ho voluto fare altro nella vita, però comunque vengo da quel mondo, è un mondo che io conosco molto bene. Parto un po' dal pragmatismo. La viabilità rurale. È impensabile che raggiungere delle aziende ovicaprine, ricordiamoci che Leonardo smentisci se sbaglio, ma il secondo formaggio più esportato d'Italia è prodotto in Sardegna, probabilmente il pecorino romano, dopo parmigiano reggiano, roba del genere, il pecorino romano, ed è prodotto al 90% in Sardegna come formaggio. Penso siano queste le cose. Aggiungo, fai la metà del PIL in agricoltura della Sardegna. Che fa anche la metà del PIL in agricoltura della famiglia. Quindi sicuramente è un settore che non può essere, ed è fatto da piccoli allevatori che sono messi nella punta di ogni montagna e vanno raggiunti con la viabilità. E la progettazione sulla viabilità non può essere relegata ad Argea, oppure Argea va strutturata diversamente perché bisogna essere snelli. È quasi impossibile fare una progettazione su Argea. Io sono un tecnico e sono anche un amministratore locale, so come funziona la gara d'appalto. Diventa una follia gestirla con determinati enti. Vanno snellite anche quelle procedure, quindi viabilità, vasconi, approvvigionamento, ricerche idriche, laghetti montani, quel tipo di interventi a noi ci servono, perché altrimenti andremo a perdere quel know-how di competenze e di passione che danno i nostri allevatori e che ci garantiscono la conservazione del paesaggio, che è uno dei cardini più importanti anche del turismo. Se noi togliamo l'allevatore dalle campagne perché muore nella campagna, morirà anche il paesaggio,
perché io mi ricordo una bellissima frase, adesso non mi ricordo quale architetto l'abbia detta: il paesaggio senza l'uomo non è percepibile. La cascata della casa sulla cascata di Wright ha reso famosa quella cascata. Quando l'intervento dell'uomo è fatto bene, allora si valorizza anche il paesaggio. Ne dico un'altra e poi concludo l'intervento. Sempre sulla viabilità rurale, è impensabile che noi abbiamo un piano paesaggistico regionale, e lì bisogna intervenire, che vieta l'utilizzo di materiali per la depolverizzazione e per la pavimentazione delle strade rurali che non siano, cioè vieta l'asfalto e il cemento. Sono le due cose più economiche che garantiscono la viabilità. Pretendono di usare la terra stabilizzata. Piove poco, il giorno che piove ti porta via la strada, quindi diventa impercorribile quella strada. Durante le alluvioni, che poi abbiamo questa problematica solo sulla costa orientale, molto sulla costa orientale, della variabilità degli eventi atmosferici, cioè magari adesso tocchiamo ferro, facciamo tutti gli scrungi in questo modo, ma ci arriva l'alluvione, ci distrugge tutto il sistema viabile della viabilità rurale, ce lo distrugge. È capitato, io ne ho affrontato già 3 in 8 anni che sono sindaco di alluvioni, ogni volta devo rifare le strade rurali. Quindi anche il PPR che vieta questo e ti impone l'utilizzo di materiali per arrivare alla stabilità che può dare un asfalto o un cemento, bisogna andare su materiali che hanno dei nomi assurdi, che costano 60-70 euro a metro quadro per fare strade rurali, contro 10-15 euro a metro quadro che risolvo con l'asfalto e il cemento, ed è una soluzione risolutiva. Quindi bisogna essere pragmatici negli interventi, mettere risorse e snellire le procedure e le tipologie di progettazione, se no non se ne esce più. Sergio Lorai, qualche richiesta da fare all'assessore? Ormai ci siamo. Sì, mi collego a quanto detto in precedenza, e a proposito dico che il comune di Gairo, insieme a altri 5 comuni, quest'anno è unico destinatario di un finanziamento per studiare le strategie per l'adattamento ai cambiamenti climatici, e in particolare relativamente all'emergenza siccità, alla mancanza d'acqua. Proprio ieri noi abbiamo avuto il laboratorio, l'incontro a Gairo, e abbiamo discusso anche delle potenziali idee, azioni da portare avanti per favorire soprattutto le attività produttive del territorio contro le emergenze che possono evidenziare, che possono succedere, come è accaduto quest'anno. E quindi, tra le altre cose è uscita l'idea di, cosa ne so, per esempio, di favorire o magari agevolare le attività produttive, le aziende zootecniche, per crearsi un sistema di recupero acqua piovana, perché le nostre aziende non le hanno. È chiaro che è difficile che piccole aziende come le nostre poi investano importanti risorse su attività come queste, perché finora non si è avuta la reale percezione di ciò che sta accadendo, che sarà sempre peggio, non sarà più emergenza, ma sarà probabilmente normalità. E quindi, ieri noi abbiamo parlato anche di questo, e io ho posto il problema che in realtà a Gairo potrebbe essere un problema anche questo, nel senso che noi abbiamo aziende che per la maggior parte poi hanno una piccola sede nel terreno magari privato, e poi si sviluppano su terreni gravati da uso civico e dati in concessione a Forestas, per esempio, per cui andrebbe proprio finanziato il comune o comunque l'ente pubblico in collaborazione in questo caso con Forestas, per creare quel sistema all'interno del territorio comunale che permetta di recuperare l'acqua piovana e renderla disponibile nei periodi di magra. Questa sarebbe una delle idee. Il resto sono iniziative che, ripeto, dobbiamo portare avanti consapevoli del fatto che l'emergenza non sarà più emergenza e dovremo affrontarla ogni anno probabilmente. Fondamentale sarà il recupero delle infrastrutture gestite da Banoa e creare quell'infrastruttura all'interno del territorio comunale che permettano di garantire quei servizi minimi per le attività produttive.
L'infrastruttura stradale e rurale è chiaro che è fondamentale. È da anni che non si vede un bando per poter avere, insomma, per poter sistemare strade rurali. Io almeno da quando sono in carica ogni anno destino fondi del bilancio comunale per sistemare parte della viabilità rurale, perché è fondamentale. Però sarebbe utile sicuramente un bando a livello regionale che ti permetta di partecipare, magari di avere ingenti risorse, importanti risorse per intervenire con serietà e in modo importante su tutta la viabilità. Noi abbiamo tantissimi terreni da gestire, in parte, la maggior parte, 5.300 ettari dati in concessione a Forestas. È chiaro che sarebbe utile, e soprattutto sarebbe utile riuscire ad avere la collaborazione, quindi gli assessorati regionali con, in questo caso, Forestas, che gestisce gran parte del territorio nostro comunale, perché solo il recupero delle fontane non più utilizzate, o comunque magari in passato, decenni fa, sistemate e poi lasciate abbandonate, sarebbe fondamentale per il nostro territorio. In certi casi sono interventi magari scontati che hanno anche necessità di poche risorse economiche, solo che si sono trascurate. Io ripeto, faccio sempre l'esempio della sorgente sopra il paese, sopra Gero Sant'Elena. Con circa 1.300 euro di tubature e raccordi sono riuscito a mettere a disposizione ogni giorno, insomma, una sorgente importante che ha garantito la popolazione per tutto ciò che è l'approvvigionamento sul territorio, sulla parte, insomma, agricoltura e allevamento. Chiaro. Sergio, Cristian, finiamo con te questa sorta di cahier de doléances rivolta all'assessore. Qualche richiesta specifica dal tuo territorio? Innanzitutto sposo tantissimo il problema della viabilità, cioè noi non possiamo ogni volta ragionare in termini di richieste presso gli ufficio tutela per riuscire a mettere 2 metri di asfalto, cioè queste procedure devono seguire una funzionalità, un obiettivo, per cui da parte dell'ente che eroga i fondi, quindi ci deve essere la consapevolezza che bisogna raggiungere l'obiettivo nel tempo migliore possibile, nella misura più efficiente possibile. Posta questa prima cosa. Poi c'è un altro aspetto che per la comunità di Talana è importante, è la piana che non viene servita dal consorzio di bonifica. Non è possibile che il territorio che fornisce l'acqua insieme a Villagrande e Arzana al Baumugeris, da cui scende l'acqua che finisce al lago Santa Lucia e che fornisce l'acqua per il consorzio di bonifica, poi questo territorio non abbia l'acqua. Mi fa specie sapere che in questo tavolo tecnico che è stato fatto a giugno c'era la possibilità, perché poi si è evidenziato, e poi da cui la delibera della giunta regionale, c'era la possibilità di manifestare un piano che potesse consentire l'ampliamento dell'area consortile nell'agro di Talana, e tutto ciò non è stato fatto. Io mi sono sentito tradito doppiamente, perché posso capire che tu non hai fondi per la realizzazione, ma se avessi mostrato soltanto la buona volontà di mandare all'assessorato un piano, ti avrebbero fornito perlomeno il tentativo, ci sarebbe stato il tentativo per la realizzazione della rete idrica consortile per la piana, e questo non è stato fatto. Ora, all'assessore vorrei chiedere una cosa: ma non è possibile che la comunità di Talana rimanga sotto scacco perché non vi è la presa di incarico del consorzio per l'area consortile e per l'area della piana che diventi irrigua? Perché cioè, se ciò è affidato alla velleità di un gruppo di persone e non alla necessità di una comunità che ne
ne ha diritto, e ne ha diritto doppiamente perché fornisce l'acqua per quel consorzio, e questa aspettativa viene sempre disattesa. Io non so più cosa fare. Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa nostra trasmissione. Assessore, spero che abbia preso qualche appunto. L'abbiamo subissata di domande alle quali fra l'altro ne aggiungo una che arriva da un nostro ascoltatore, Adolfo Vargio, che dice: più che una richiesta è una soluzione. La soluzione, a mio avviso, è quella del riutilizzo delle acque depurate. Ora, io non so se questo sia possibile o se nei disegni della Giunta ci sia anche questo, però io, Assessore, direi, prima di procedere poi alle nostre riflessioni finali, insomma, le chiederei se può dare una risposta velocissimamente, in maniera molto veloce, ai nostri ospiti, per poi appunto arrivare alle riflessioni finali con tutti gli ospiti in studio e in collegamento. A lei. Mi sa che l'assessore si è frizzato, come si dice in termine tecnico. Chiedo, ecco sì, si è frizzato, chiedo lumi alla regia. È successo proprio questo, in attesa che la regia risolva questo problema e ripristini il collegamento. Possiamo procedere alle nostre conclusioni, alle ultime riflessioni che dovrebbero in qualche maniera essere la sintesi della nostra chiacchierata. Leonardo, al termine di questa chiacchierata cosa ti senti di dire, cosa ti senti di dichiarare, cosa ti senti di attestare una posizione diversa rispetto a quella di qualche giorno fa, o ancora più forte, no, guarda, ancora più intensa? Non stiamo puntando il dito a questa giunta, qua c'è, ripeto, una mancanza di programmazione anche da prima, quindi non vogliamo dare tutta la responsabilità a chi c'è adesso. Quindi manca la programmazione da prima. Uno, poi cercare di accelerare quei ristori, perché in più adesso sappiamo bene si è aggiunta anche la lingua blu e le aziende sono allo stremo. Tu mi offri lo spunto per dire ai nostri ascoltatori che presto affronteremo la tematica della lingua blu, che è sicuramente un'emergenza, una criticità, di pari passo con invece una bella notizia, che è quella della fine delle restrizioni per la peste suina africana, finalmente. Ti ho interrotto, scusami, prego. Investimenti mirati, come ho detto prima, sulle aziende, ricerca d'acqua, vasconi di accumulo, anche raccogliere l'acqua piovana come fanno in altre nazioni, dove piove meno della Sardegna. Quindi investimenti mirati sul piano di sviluppo rurale. Questo è quello che chiediamo. Quindi quel famoso CSR dovrebbe avere una dotazione finanziaria. Non possiamo essere sempre in emergenza. Prevista anche per le Dobbiamo uscire idriche. dalle emergenze. Avete quantificato più o meno l'importo necessario per uscire dall'emergenza come associazione, o è difficile da quantificare? È difficile perché dipende sempre dall'ampiezza dell'azienda. Se un'azienda media ci vorranno 40-50 mila euro, un'azienda media di investimento. Ho capito. E quindi insomma è comunque difficile fare una però quantificazione precisa. non si riesce a fare un bilancio, perché dipende sempre anche come trovi la ricerca dell'acqua e come devi adottare l'investimento. Quindi non possiamo dare i numeri perché dipende sempre dall'azienda. Occorre comunque un tavolo dove ci si sieda e ci si confronti su queste tematiche. Verrà valutata da tecnici e fatti gli investimenti in base alla valutazione dei tecnici. Chiarissimo. Giulio? Io voglio portare all'attenzione anche dell'assessore della giunta regionale un ragionamento che mi è stato fatto nel 2021 da chi ci aveva fornito il dissalatore. Io nel 2021 ne avevo solo sentito parlare della dissalazione, quindi mi sono creato comunque una mia piccola cultura interloquendo con chi produce o con chi studia questa tecnologia. E alla mia domanda
infatti adesso il mio ragionamento non è per sposare la causa del dessalatore tout court, che sia la panacea di tutti i mali, però mi è piaciuta la risposta che mi è stata data. Consideriamo che chi me l'ha data è un lombardo, perché il produttore, uno dei più grossi produttori di impianti di dessallazione in Italia, e mi diceva: ma come mai nelle parti costiere non viene utilizzato il dessalatore? La mia domanda era questa. La risposta è stata: in Italia non esiste il problema acqua, perché essendo una nazione che si sviluppa, la conosciamo benissimo come si sviluppa geograficamente l'Italia, essendo attraversata dagli Appennini per lungo e avere la corona alpina nella parte nord, abbiamo una riserva idrica importante, bacini imbriferi che comunque alimentano le parti vallive. E quindi non c'è un problema acqua, o almeno non c'è un problema storico dell'acqua. Col cambiamento climatico, nel 2022 la pianura padana è andata completamente in crisi, in blocco. Il Politecnico di Milano si è messo a studiare gli impianti di dessallazione in Lombardia. Quindi questo è quando l'italiano, e comunque l'essere umano in generale, fa di necessità virtù. Quindi da questa problematica, da questa criticità, come diceva il buon Di André, bisogna che dai diamanti nascono i fiori, che da letame nascono i fiori, perché da diamanti non nasce nulla. Quindi l'approccio che secondo me deve avere la politica sarda, e non è colpa sicuramente, come ha detto Leonardo, di questa giunta, probabilmente neanche della scorsa, è un problema storico che non è stato mai affrontato di petto, è quello di guardare alle nuove tecnologie. Il recupero degli acquiriferi, come ha detto il telespettatore che ha mandato il messaggio, è una cosa importante. Il 70-80% dell'acqua che viene potabile, che viene messa in rete, finisce nel depuratore, che depura quest'acqua e la butta in mare. Quindi potrebbe avere un altro ciclo a quell'acqua, soprattutto nell'agricoltura. Quindi questo, secondo me, è quello che mi sento di dire per affrontare un problema di questo tipo. Chiarissimo. Christian? Mi riallaccio a quello che è il paesaggio, l'idea del paesaggio. Il paesaggio è il connubio tra morfologia del territorio, quindi qualcosa di presente da sempre, quindi colline, montagne, fiumi, laghi, qualcosa che ha a che fare con l'aspetto florovivaistico, e l'intervento dell'uomo. Ora, se noi crediamo che il nostro paesaggio sia una risorsa, su questo dovremmo investire. E dobbiamo investire perché è il paesaggio quello che influisce di più su quella che è la nostra coscienza. Mi ricordo che in un'intervista a Claudia Cardinale diceva gli attori americani quando siedono a cavallo e guardano l'orizzonte hanno un piglio totalmente diverso rispetto a tutti gli altri, perché hanno questa abitudine a vedere spazi sconfinati di fronte a sé. Per noi sicuramente avremo approcci diversi, ma il modo di pensare, di vivere e di comportarci viene determinato fortemente dal paesaggio che ci circonda. Ora, l'idea che questo paesaggio venga deturpato perché non si ha più la cura per preservarne le attività che tradizionalmente ne abbiamo conosciuto, perché si pensi a creare qualcosa che sia un parco eolico fotovoltaico perché c'è questa transizione green di cui abbiamo visto tutti non voglio più riprendere no, abbiamo già fatto la settimana esatto, l'avete fatto, quindi non è il caso di riprendere l'argomento. Ecco, ora io immagino, spero che tutte queste criticità siano state oggi messe in chiaro, messe in luce, anche le soluzioni le abbiamo più o meno messe in campo, e quindi che si faccia. Chiederemo all'assessore Stato di fare sintesi, però prima vorrei dare la parola a Sergio Lorrai per le riflessioni finali, poi al consigliere Taranas e infine all'assessore affinché tiri le somme. Sergio. Sì,
Allora, bisogna partire dal fatto che non è più da valutare come emergenza la situazione della mancanza della risorsa idrica, per cui da qui sia i comuni sia gli enti sovracomunali, in particolare la regione, devono ragionare e attuare le politiche per risolvere la problematica. Quindi di fatto serve una programmazione in tal senso, per cui ben vengano, anzi devono venire quegli interventi, quei finanziamenti che permettano sia le attività private, ossia zootecniche legate all'agricoltura, che possano, in modo tale che possano investire per realizzare delle piccole opere, relativamente piccole opere che permettano di avere a disposizione l'acqua quando questa manca o mancherà, e quindi fare in modo che vengano attuate queste azioni in modo puntuale, perché ovviamente spesso negli anni passati si sono dati dei finanziamenti anche alle attività produttive che hanno poi disatteso ciò per cui venivano erogate le risorse, ma in questo caso interventi puntuali e mirati. Ormai sappiamo tutti, ascoltando anche le esigenze di chi poi sul territorio lavora e ha le attività, cosa serve. Quindi finanziamo queste iniziative anche ai privati, oltre che ai comuni in questo caso, perché ripeto, sul territorio comunale di Garo probabilmente servono interventi e finanziamenti che possa realizzare il comune in collaborazione con altri enti pubblici, e facciamo in modo che vengano realizzati e messi a frutto, perché ogni anno non ci possiamo poi accorgere a maggio che c'è un'emergenza e non possiamo poi rincorrere le situazioni come si è fatto in particolare quest'anno. Un'altra cosa che ovviamente a livello regionale andrà fatto e va fatto con urgenza, e si è evidenziato stamattina nell'incontro organizzato dalla prefettura, è che Abbanoa e Egas, perché poi non è solo Abbanoa, Egas e Abbanoa, lavorino in sinergia e in modo adeguato per recuperare i fondi, oltre che quelli regionali, anche gli altri fondi a disposizione che mettono a disposizione altri enti sovra magari nazionali, per riqualificare le infrastrutture idriche, perché altrimenti non andremo da nessuna parte. Se non riusciamo a riqualificare la nostra rete idrica, e sull'uso civile in particolare, non riusciremo a risolvere, perché è inutile. Sappiamo tutti che la rete è vecchia, e qualsiasi vibrazione è successa a me personalmente a Gairo ad agosto e dovrò pagare 1.600 euro di multa da parte dell'ANAS, perché in un periodo in cui stavo rischiando di avere chiusa l'acqua per l'uso civile e io chiedevo il ripristino delle perdite presenti nel paese, avevamo degli altri lavori in corso, delle vibrazioni sul manto stradale, sulla statale in particolare, hanno creato una perdita d'acqua, un'ulteriore perdita d'acqua. Siamo riusciti a intervenire immediatamente e ahimè sono stato soggetto a una sanzione di 2 sanzioni di 1.600 euro da parte dell'ANAS. Oltre il danno alla beffa, insomma. Ecco per cui esistono le storture o comunque situazioni particolari che ti mettono in difficoltà, però ripeto, vanno affrontate e soprattutto vanno programmate, perché poi rincorrere l'emergenza è difficile e si incappa anche in degli errori, perché è normale che poi chi cerca di risolvere le problematiche possa anche commettere degli errori, soprattutto in situazioni di emergenza. Chiarissimo. Giuseppe Talanas, le tue riflessioni finali su questa nostra chiacchierata? Sì, allora le cose che abbiamo detto facendo sintesi sono interventi infrastrutturali. Leonardo Salis ha parlato anche di cifre per quanto riguarda gli interventi nelle aziende agricole per dotarsi magari di un pozzo, di vasconi dell'acqua, di bacini
che possano fronteggiare l'emergenza. Allora, detto questo, io dico cerchiamo di ottenere snellimento nelle procedure amministrative, nei bandi e quant'altro, perché tra 9 mesi noi inizieremo la stagione estiva. Non sappiamo questa stagione cosa ci riserva, e allora quello che dico io è: programmiamo queste risorse, facciamo partire i bandi, le aziende agricole, chi ne avrà interesse parteciperà, con la possibilità però di iniziare subito questi lavori e dotarsi di queste piccole infrastrutture che permettono anche in una stagione siccitosa di essere autonomi. Quindi trovare la formula per far partire subito i lavori, stilare delle graduatorie e comunque vedere un attimino, in modo che però i lavori possano partire, e poi anche con un'istruttoria che si può, per così dire, rinviare anche in un momento successivo. Però ecco, trovare la soluzione per snellire la procedura e dotare tutte le aziende agricole che ne hanno necessità appunto di queste piccole di queste piccole infrastrutturazione. Stesso discorso per i comuni, metterli in condizioni di fare queste opere che possano in un certo qual modo contenere quelle emergenze che si verificano nelle stagioni estive. Grazie. Grazie a te Giuseppe. Allora, la regia mi dice che l'assessore Satta è al telefono, ci sono stati dei problemi con il collegamento, col videocollegamento. Allora, assessore, a lei il compito di chiudere questa nostra chiacchierata. Non so se ha avuto modo di sentire anche le ultime richieste degli ospiti in studio, che vanno dalla richiesta di finanziamenti nel CSR da parte di Leonardo Salis, un'attenta programmazione da parte dei comuni che si trovano ad affrontare l'emergenza, per finire con quello che ha detto l'assessore, il consigliere Talanas. Assessore, ci dica lei. Le questioni sollevate dai sindaci, dal presidente della Coldiretti provinciale, meriterebbero una trasmissione, ognuna per le cose che sono state portate oggi all'attenzione di chi ci ascolta e chi ci segue. È chiaro che la rimodulazione della PAC, quindi del CSR, deve andare necessariamente a difesa dell'acqua, no? Del suolo, dell'aria, cioè è parte integrante del nostro processo di sviluppo. Quindi per guardare al futuro bisogna necessariamente partire da questi presupposti, quindi anche la resilienza, no? Quindi le imprese agricole che contribuiscono a disegnare il nostro paesaggio. Noi dobbiamo necessariamente orientare la nostra programmazione futura sulla base delle nuove necessità, cambiamenti climatici. Noi abbiamo condotte promiscue, condotte quindi che servono le utenze, condotte che dovrebbero in qualche modo salvaguardare, quindi contribuire allo sviluppo dell'agricoltura. Quindi ecco che gli interventi vanno fatti per la separazione delle condotte, per evitare quello che dicevo in precedenza, una guerra tra comparti che sono complementari, il turismo e l'agricoltura. Su questo si innescano anche altri ritardi che abbiamo, che quello, ad esempio, l'hanno citato i sindaci, negli ultimi 5 anni non c'è stato un bando sulle strade rurali, la necessità quindi di dare accessibilità alle nostre aziende, non solo per interventi strutturali, ma anche le connessioni digitali nei nostri paesi. E questo non può che partire da una programmazione condivisa.
Cioè abbiamo strumenti, la programmazione territoriale, abbiamo i GAL, che prevedono un percorso di partecipazione con gli enti locali. Ecco, questo secondo me è la strategia che può farci recuperare questo gap, ritardo che abbiamo, diciamo, nella nostra isola. Sfruttare il fatto che siamo un'isola, il fatto che siamo al centro del Mediterraneo, crocevia, diciamo, tra l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. Quindi abbiamo tutte le carte, diciamo, i presupposti per sfruttare certamente questa possibilità. Le risorse non bastano solo destinare le risorse, ma dobbiamo essere capaci di spenderli nel più breve tempo possibile. È il passaggio anche del Presidente della Coldiretti sul fatto dei ritardi nei pagamenti. Cioè, l'anno scorso gli anticipi sulla PAC che tutte le altre regioni e tutte le imprese, i beneficiari dei contributi sulla PAC vengono presi nella finestra tra il 16 ottobre e il 30 novembre. Io in questo senso ne approfitto, quindi prenderò un impegno che quest'anno, vista anche la situazione, ma deve essere l'ordinarietà, l'80% delle spettanze per le varie misure, dal biologico, le misure a capo, le misure a superficie, eccetera, cercheremo quindi di pagare in quella finestra l'80% di quelle spettanze. Chiaro, Assessore, io la ringrazio per la disponibilità, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Leonardo Salis, Giulio Murgia, Cristian Loddo, Giuseppe Talanas e Sergio Lorrai, e spero che questa trasmissione sia servita in qualche maniera ad approfondire un argomento di scottante attualità. Staremo qui nei mesi a venire, saremo qui e vigileremo sugli impegni della giunta regionale, perché è il nostro ruolo, dobbiamo fare anche quello, oltre che cercare di fornire un'informazione corretta al pubblico sulle dinamiche, sui fenomeni che riguardano il nostro territorio. Quindi io vi ringrazio per questa vostra presenza questa sera, ringrazio i nostri radioascoltatori, ringrazio chi in cabina di regia ci ha supportato nella messa in onda della trasmissione, quindi Daniele De Murtas e Roberta Loi, e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Nero su Bianco, e mi scuso per aver sforato terribilmente. A presto! Ma siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta!
No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a €25 al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody is perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuliga Dentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte Orafa, Filigrana d'autore. Specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo. Farmacia Masia, Lozzo Rai. Da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato. Comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature a partire da €9,90. Farmacia Masia, via Roma, Lozzo Rai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94